Al telefono Gildo Turolla, uno dei responsabili di Foglie Vive, perché vogliamo ci spieghi questa bellissima iniziativa nel plesso G. Pascoli a Taglio di Po. Ecco, ciao Leandro, io sono il vicepresidente appunto dell'associazione Foglie Vive, Onlus, è un'associazione che muove i suoi passi a Taglio di Po, l'iniziativa che è quella di aiutare le persone in situazione di difficoltà economica, adoperandosi per lavorare di fatto in un orto, e la raccolta delle verdure poi diventa il sostentamento di queste persone, anche dal ricavato della vendita di alcune di queste verdure, poi anche aiutare efficacemente anche a livello economico queste persone. Dietro la scuola, dicevi il plesso Pascoli, io aggiungo anche Elia Maestri, insomma dietro le scuole medie, dietro il Palavigor, così per far capire a tutti dove è situato questo orto. Abbiamo, in collaborazione con l'amministrazione comunale che ci ha concesso la possibilità di lavorare in questo appezzamento, abbiamo creato un orto didattico in cui i bambini possono uscire e sperimentare direttamente sul campo, in tutti i sensi, le attività pratiche di misurazione, di coltivazione, i tempi di semina, la crescita, osservare la crescita delle piantine, e poi anche la raccolta delle verdure affiancati dai volontari che aiutano gli alunni appunto in tutte le fasi della lavorazione dell'orto, della semina e così. Noi non usiamo nessun tipo di concime non naturale, quindi non c'è chimica, diciamo, in questo orto, è il più possibile rispetto del terreno e delle piantine, insomma dell'alimentazione, che sono valori che cerchiamo di passare anche in classe, quindi ovviamente continuiamo sulla stessa linea anche dietro. Abbiamo partecipato per l'anno scorso ad un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, la Cariparo, e anche un progetto scolastico chiamato è un PON del nome EduGreen. Abbiamo partecipato anche noi e abbiamo ottenuto dei fondi per potenziare questo orto. Infatti abbiamo installato una casetta in legno per ricovero attrezzi, una bellissima serra in cui coltivare anche dei fiori. Abbiamo predisposto l'acquisto di pietre in tufo per poter fare 2 aiuole sulla parte anteriore del plesso scolastico, in modo da poter rendere visibile un biglietto da visita di quello che facciamo dietro. Però per ora con i lavori di ristrutturazione del plesso abbiamo messo in stand by questa fase, però stiamo continuando ad acquistare attrezzature tecnologiche che serviranno ai ragazzi per monitorare, anche stando all'interno in classe, quindi in aula, quello che avviene fuori, misurare la temperatura, l'umidità, il vento, tante cose che poi influiscono nella realizzazione, insomma, dell'attività dell'orto, insomma, ok? Bravi, abbiamo visto anche l'entusiasmo dei bambini, quindi a maggior ragione insistete su questo vostro progetto, e naturalmente l'encomio di tutti noi che siamo tagliolesi da una parte, ma soprattutto amanti di queste cose, e bravi a voi che vi prodigate. Complimenti!